Non solo la follia del progetto del PUA, che infrange qualsiasi norma urbanistica. Noi conosciamo quell'area, è un'area che è continuamente soggetta ad allagamenti, è un'area che non va assolutamente cementificata in quanto pre-oasi del Simeto. Al di là della questione urbanistica però abbiamo sempre puntato gli occhi sul sistema di potere del PUA, un sistema di potere che è fatto da Mario Ciancio Sanfilippo, editore, proprietario del giornale La Sicilia, è fatto purtroppo dalla criminalità organizzata, come si appura dalla sentenza Lombardo e dalla nuova inchiesta che riguarda proprio Mario Ciancio Sanfilippo, ed è fatta anche da collusioni politiche. Tutto il Consiglio Comunale, tutta la giunta precedente e anche quella attuale ha avallato questo sistema di potere, che era un sistema molto semplice. Ciancio acquista dei terreni, i terreni non sono edificabili, grazie ai suoi rapporti politici, alle pressioni che fa tramite i suoi giornali e tramite il suo potere finanziario, quei terreni vengono trasformati in edificabili. Quello che valeva prima poche migliaia di euro vale milioni di euro, e poi c'è bisogno di qualcuno che compra, che fa i lavori, e in quel caso purtroppo era la criminalità organizzata. Di fronte a tutto questo oggi la novità qual è? Non si svela niente, già si sapeva tutto, ma oggi viene detto nero su bianco da alcuni giornali che hanno acquisito un'intercettazione che ha gli atti del processo, della richiesta di rinvio a giudizio per Mario Ciancio, che Enzo Bianco, prima di diventare sindaco, senza alcun ruolo all'interno dell'amministrazione e neanche del Parlamento, telefona a Ciancio per dire: ce l'abbiamo fatta, abbiamo approvato il PUA, non ti curare di quei consiglieri che si sono astenuti, poco importa, ora prepariamoci per le elezioni, prepariamoci per vincere le elezioni, come poi è successo. Michela Giuffrida viene incaricata di fare un articolo, Michela Giuffrida che poi viene indicata come candidata alle elezioni europee. È un sistema di potere, è un sistema assolutamente illecito. Io lo dico anche in qualità di portavoce di un movimento che si è candidato alle elezioni. Noi non chiediamo esclusivamente oggi le dimissioni di questa amministrazione e di tornare a votare, perché anche il Consiglio Comunale ormai è completamente delegittimato dal suo ruolo, ma chiediamo anche di fare luce sulla regolarità di quelle elezioni del 2013. Bianco ha chiamato allo scandalo quando si diceva che Scapagnini aveva imbrogliato le elezioni. Con ogni probabilità è vero, poi non potrà essere la magistratura ormai ad accettarlo, però ora noi chiediamo chiarezza. Le elezioni del 2013 sono state fatte in un clima torbido, quella intercettazione non è che l'inizio, tante sono le altre carte a disposizione dei magistrati che speriamo vengano rese pubbliche nelle prossime ore.